Questo video è dedicato a tutte le bugie di sistema, scolastiche, informative, televisive, che Fettenzion ci propina continuamente. Allora, l'articolo è scritto il 31 maggio, cioè l'incipit dell'articolo è scritto il 31 maggio 2020 e poi ci sarà un articolo da Iolau77 che puntualizza alcune cose. Mi preme sottolineare alcuni aspetti. Prima di tutto, smettiamola tutti quanti di definire nuragica la civiltà sarda. Il periodo nuragico è solo una piccola scheggia delle antiche civiltà sarde. Secondo, il mondo antico era fortemente globalizzato e positivamente globalizzato, e il popolo che trainava questa globalizzazione era il popolo sardo. Terzo, la evoluta civiltà greca definiva la civiltà sarda più evoluta ed antica di tutte le altre civiltà che loro stessi definivano antiche. Quarto, i Fenici sono una invenzione dialettica, erano la discendenza dei Sardi che andarono a colonizzare altre terre. Molti di loro tornavano in patria dopo aver dominato tutto il Mediterraneo. Chi vi parla di Fenici usando quel termine lì lo ha fatto per confondervi. Quinto, domandiamoci come mai nei libri di storia del colonizzatore si racconta la storia di Etruschi e Romani e si incensano i loro monumenti, mentre della civiltà sarda che ha generato tutto nemmeno un cenno. Tanto più che gli Etruschi erano governati da re sardi e Roma non era nemmeno nata. Sesto, domandiamoci perché si cerca di nascondere o sminuire la grande civiltà sarda. Non sia mai che la storia vada riscritta, non sia mai. Crollerebbe tutto il castello di bugie scolastiche che metterebbe in crisi profonda il sistema. Per concludere, la tanto osannata civiltà sumera, che i libri di testo indicano come la prima civiltà apparsa sulla terra, era molto meno evoluta della civiltà sarda. Infatti, nel periodo in cui loro scrivevano su tavolette di argilla e costruivano torri di Babele, in Sardegna erano già presenti tutte le tipologie di costruzioni megalitiche che conosciamo. Magari qualche domandina semplice sarebbe il caso di porcela. Questo premiata ditta Bonifiche Italiane in Terra di Sardegna è stato scritto giovedì 26 settembre 2019. Il giorno prima sono andato a trovare il mio amico Luigi Muscas con l'altro mio amico Roberto Sanna. Abbiamo visto delle cose da far accapponare la pelle. E comunque con un piccolo servizio fotografico l'abbiamo fatto, quindi potete vedere delle foto. Una è questa è la pietra apicale di una tomba di giganti. Come molti ben sanno, la Sardegna è un immenso e ingombrante sito archeologico, ha quindi bisogno di essere bonificata dalle troppe presenze archeologiche lasciate dagli antichi abitatori di questa terra.
È oltretutto una fondamentale questione di democrazia. Ci si chiede il perché di così tante presenze di manufatti che ricoprono a tappeto tutta l'isola, mentre ampie zone continentali ne sono del tutto prive. Per ovviare a questo annoso problema nasce, a cura dello Stato italiano, una società di bonifiche destinata ad operare esclusivamente in terra sarda. Il motivo è semplice: si sente l'esigenza di liberare democraticamente spazi vitali per l'agricoltura sarda, di modo tale da equiparare le presenze neolitiche e antecedenti agli standard italiani. Non sia mai che i sardi abbiano la possibilità di sviluppare opportunità turistiche e culturali costanti durante tutto il corso dell'anno, a discapito di altri territori italiani, non di altri. Sappiamo che la Sardegna è Sardegna e l'Italia è Italia, sono due cose distinte. Come si usa dire, sarebbero braccia operose tolte all'agricoltura. È per questo motivo che si sviluppa in Sardegna a pieno titolo, con la collaborazione di Maestranze Sarde, teniamolo bene presente questo, con la collaborazione di Maestranze Sarde, l'opera meritoria della premiata ditta Bonifiche Italiane. In compagnia degli amici Luigi e Roberto, Iolao è andato a scoprire le tracce lasciate dalla rinomata ditta italiana, e vi assicuro che tracce ne abbiamo trovate in sovrabbondanza. C'è però da esprimere un concetto. A volte certi manufatti antichi sono resti, bontà loro, a subire bonifiche e cercano di difendersi come possono da eventuali e per niente evidenti tentativi di bonifiche italiane. A volte capita che si difendono in maniera più che egregia. E non sia mai che la gente pensi che certi interventi da parte della rinomata ditta siano del tutto ingiustificati. Quei buchi che adesso vi faccio vedere non è detto che sarebbero serviti a fare quello che state pensando. Buchetto. Altro buchetto. Abbiamo anche messo una specie di sonda per vedere un po' la profondità. Era profondo. Eccola qua la sonda. Quella è la profondità del buco. Eccolo. Ok. A volte capita che esista l'esigenza di frantumare in maniera del tutto bonaria e creativa alcune grandi piazze presenti nella città perduta di Atlantide. Questa è una piazza di Apollo Arbarei. Come vedete questa è integra e questa invece ha subito un intervento. Il motivo è presumibilmente sempre lo stesso: equiparare per un giusto principio democratico la ridondante presenza archeologica in terra sarda ad altri territori meno fortunati. Paolo Arbarei, intervento creativo su Piazza Atlantidea. Qui sono due foto abbastanza simili. Questa è la pavimentazione e questa è la frantumazione. Un intervento della rinomata ditta italiana particolarmente gradita è lo stoccaggio corretto e sistematico di reperti che presumibilmente provenivano dalla copertura di molte tombe di giganti,
Dopo averle ispezionate sarebbe stata una cattiva azione buttarle in zone limitrofe alla rinfusa. Tale coperture meglio stoccarle ordinatamente, così come nelle foto, in zone ben definite. Queste che vedete qui, abbastanza frantumate, presumibilmente, anzi più che presumibilmente, sono coperture di tombe dei giganti che sono state accatastate qui in questo sito. Eccole qua, qui si vedono già un po' meglio, che sarebbero queste. Ecco qua. Ok. Altri interventi sulla città perduta di Atlantide della rinomata ditta con l'ausilio di scavatori, trowel, macchine da guerra archeologiche, pennellini, maestranze di certificata appartenenza all'illuminato popolo sardo che ha capito tutto, sono riportate nelle immagini che seguono. Meritoria rimozione del quarzo che ricopriva le piramidi sarde. Questo è quarzo. Questo è un blocco, è il blocco di una piramide. Non è un blocco sistemato dopo essere stato squadrato, no, non è così, è una colatura di materiale a cui è stato attaccato il quarzo. Pauli Erbarei, tomba del re di Atlantide. Da notare la cura maniacale con cui è stata tenuta questa tomba, proprio tenuta benissimo dalla premiata ditta. Ok. Pauli Erbarei, lastra di una piramide rivestita di quarzo. Pauli Erbarei, gradini di un tempio distrutto negli anni 50. Pauli Erbarei, lastra in pietra di un'antica struttura distrutta negli anni 50. Queste foto, questa e questa e anche questa sono state fornite dall'amico Oscar Cabriolo. Questo è quarzo un'altra volta. Questo è quarzo, vedete, quarzo attaccata ad un blocco di piramide. Ok. Un altro paio di foto. Questo è intervento agricolo all'interno della città perduta di Atlantide. Chissà quanto ci sarebbe da scavare lì. Questo è in prossimità di Pauli Erbarei. Si presume che anticamente fosse un canale navigabile. Questa è una collinetta che magari a qualcuno può saltare in mente che possa essere una piramide, ma no, è solo una collinetta. Anche queste sono due collinette, non cercateci altro. Stavamo parlando di canale navigabile, questo è stato trovato a Pauli Erbarei ed è presumibilmente un gancio di attracco per le navi. La serata 3 è terminata con una buona pizza, in attesa di vedere le stelle che camminano nel cielo, e non ci facciamo mancare niente. Ne abbiamo visto il giorno almeno una cinquantina, ma il momento veramente emozionante è quando una luminosissima stella che Luigi ha definito traversino ha attraversato velocissima il cielo con evidente andamento spiralitico,
con buona pace di chi definisce le stelle che vagano nel cielo come satelliti strani, che fanno la coppia con la definizione di nuraghi strani che viene dato dall'archeologia ufficiale, diciamo così, oppure da chi gestisce i territori sardi, che vengono chiamate nuraghi strani. Le piramidi vengono chiamate nuraghi strani e le stelle che vagano nel cielo vengono chiamate satelliti strani. Qui siamo Roberto, il mio amico prezioso, Iolao al centro, e Luigi Muscas, l'uomo delle stelle e dei giganti, al cospetto de Sadome Sorku, nella giara di Sidi. Bene, l'articolo è terminato, alla prossima.